Buon pomeriggio, benvenuti a Salute e Prevenzione, seconda puntata, la medicina in diretta con la possibilità di interagire ogni settimana con un professionista. Stiamo affrontando argomenti di larghissimo interesse. Oggi ci occupiamo di oculistica. Abbiamo l'onore di ospitare Nicola Santacroce, il dottor Nicola Santacroce, oculista, uno dei pionieri della chirurgia laser mini invasiva, e con lui affronteremo diversi argomenti. Ci confronteremo sulla cataratta in particolare, che è la patologia più diffusa dal punto di vista oculistico e le statistiche parlano chiaro, è il secondo intervento più eseguito dopo le estrazioni dentali, dunque un qualcosa che interessa tantissimi di noi, tantissimi di voi a casa. E dunque c'è la possibilità di interagire attraverso il numero 0984 841721. Io do il buon pomeriggio e il benvenuto al dottor Nicola Santacroce, che è in collegamento Skype con noi. Buon pomeriggio. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Dottor Santacroce, cominciamo subito dal suo habitat naturale, la sala operatoria, lì dove conduce migliaia di interventi, sono davvero tanti. A Cosenza lei opera alla clinica Sacro Cuore, che ha un'offerta oculistica importante. Sì, io opero da tantissimi anni alla clinica del Sacro Cuore, che oggi prende il nome di I Greco Ospedali Riuniti. Siamo un'equipe molto giovane, diciamo, facciamo parte del reparto oculistico e ci occupiamo di diverse patologie dell'occhio e soprattutto sono anche delle patologie di grande riscontro e di grande importanza da un punto di vista sociale, perché trattiamo quelle che sono tra le patologie più diffuse dal punto di vista oculistico, clinico e chirurgico. In particolare noi effettuiamo sia interventi sulla cornea, soprattutto per il keratocono mediante una tecnica laser che si chiama cross-linking, l'intervento di cataratta, che come giustamente detto prima lei è l'intervento più eseguito sul corpo umano o dopo l'estrazione dentaria. Ci occupiamo di chirurgia della retina, intesa sia come trattamento intravitreale per la cura delle maculopatie o degli edemi diabetici o delle trombosi, ma anche di retina chirurgica. Ci occupiamo anche della chirurgia degli annessi, la palpebra, la congiuntiva, eccetera. È un'offerta che copre un'elevata percentuale di patologie, di interventi per le diverse patologie. Per dare un'idea del lavoro che c'è, dei numeri, che numeri riuscite a raggiungere, sia per quanto riguarda gli interventi in generale che per la cataratta in particolare? Guardi, il nostro reparto di oculistica della clinica del Sacro Cuore effettua circa 3.000 interventi l'anno. Di questi 3.000 interventi sono circa 2.000 sulla cataratta, i rimanenti 1.000 riguardanti le altre patologie oculistiche. Pronto? Sì, prego, prego. Okay. Questo è possibile grazie a uno sforzo effettuato sia da noi, diciamo, oculisti e chirurghi, sia appunto dal personale, che mi permetto in questo momento di poter ringraziare per l'abnegazione che mettono nel loro lavoro, sia il personale paramedico, infermieristico, sia gli ausiliari e sia il personale amministrativo. Perché avere questi numeri e questi risultati mantenendo uno standard molto elevato di qualità esecutiva è senza il minimo dubbio, diciamo, un successo di tutti, al di là di noi equipe medica, anche di tutte quelle persone che ci sta a fianco, ma devo dire anche della proprietà della clinica che ci ha permesso di avere delle tecnologie avanzate così tanto da poter avere questi risultati. Una domanda che sta molto a cuore ai nostri telespettatori: è una clinica convenzionata? Sì, la clinica del Sacro Cuore è una clinica convenzionata con il sistema sanitario nazionale, vuol dire che tutti gli interventi chirurgici vengono effettuati in regime di rimborso, in pratica con impegnativa fatta dal proprio medico curante, in pratica con la stessa cosa che può succedere a chi afferisce agli ospedali. Dottor Santacroce, numeri importanti vuol dire attese lunghe, oppure c'è la possibilità di avere
un intervento in breve tempo? Allora, noi abbiamo effettuato un sistema di turnover chirurgico molto elevato. Tenete conto che noi operiamo 5 giorni alla settimana su 7, alcune settimane anche 6 giorni comprendendo il sabato. Quindi riusciamo a fornire dei numeri sicuramente molto elevati come proprio numero quantitativo di interventi, però riuscendo anche ad abbassare la lista d'attesa. Noi abbiamo una lista d'attesa molto molto rapida per poter essere sottoposti a queste chirurgie. E questo mi permetto di dire è forse un altro merito della struttura, perché riusciamo a gestire dei turnover chirurgici abbastanza importanti e questo ci permette di abbattere le liste d'attesa. L'abbattimento della lista d'attesa associato a una qualità esecutiva elevata ci può portare a una riduzione dell'immigrazione sanitaria che è, tra virgolette, fosse una delle piaghe della nostra regione. Noi ce la stiamo mettendo tutto in questa direzione, quindi cercare di avere dei tempi rapidi di esecutività chirurgica, di mantenere uno standard qualitativo molto elevato e di poter in questo modo fornire un grande servizio all'utenza. Mi permetto di dire che, per esempio, ne parlava prima, l'intervento di cataratta, oltre a essere un intervento diciamo molto diffuso sul territorio e proprio numericamente parlando, però è anche degli interventi di maggiore migrazione sanitaria dalla parte della nostra regione. Quindi penso che noi con i nostri circa 2000 che facciamo l'anno possiamo dare una buona mano a ridurre le migrazioni. Beh, sembra davvero incredibile che tante persone debbano rivolgersi alla sanità di altre regioni gonfiando il debito calabrese e gonfiando invece le tasche delle sanità di altre regioni, perché sappiamo come funziona. Il nostro debito aumenta invece i crediti di regioni come Lombardia, Emilia Romagna e altre che sono le mete della nostra migrazione sanitaria. C'è anche una collaborazione con realtà extraregionali che riesce anche a limitare, insomma, l'immagine della sanità calabrese grazie a questi numeri si è rivalutata? Ma guardi, noi abbiamo dei rapporti con dei centri, diciamo, in Italia, soprattutto in Italia settentrionale e anche di collaborazione, dove ci capita molto spesso di avere una emigrazione inversa, cioè dei pazienti magari calabresi che erano seguiti lì vengono poi inviati da lì a noi per fare delle esecutività chirurgiche. Le faccio un esempio: domani ho una seduta operatoria dove ci sono 2 pazienti che sono stati mandati in un centro d'eccellenza di Reggio Emilia sulla cura di patologie rare a fare questi trattamenti chirurgici da noi in regione, quindi erano pazienti in ogni caso calabresi seguiti altrove che però verranno operati poi da noi qui in Calabria. Dato che l'Italia è uno Stato unico, però bisogna dire, è ovvio che la gente può scegliere di curarsi in qualunque regione e si vogliano. Ed è una legge di Stato, forse anche giusta che esista, però da parte nostra abbiamo l'obbligo di poter mantenere un livello qualitativo delle prestazioni, soprattutto chirurgiche, molto molto elevate e associato a una relativa celerità di poter accedere a queste cure, in maniera tale che abbiamo le carte in regole per poter attrarre diciamo anche nostri corregionali che preferivano curarsi fuori regione a che si riduca questa migrazione. Beh, immaginiamo se anche questi 2000 nostri corregionali calabresi fossero finiti in altre regioni a curarsi, sarebbe stato un danno enorme per la nostra regione. Detto questo, si riesce con una qualità estrema a trattenere, anzi a invertire la rotta dei calabresi, come è nel caso che ha citato e nei casi che ha citato, grazie anche alla possibilità di poter contare su strutture che dedicano addirittura un reparto, e non è un qualcosa di, come dire, frequente, almeno nella nostra regione, avere a disposizione un reparto oculistico che troviamo soltanto in strutture sanitarie pubbliche in genere. Sì, noi diciamo la Clinica del Sacro Cuore è insieme agli hub regionali, quindi ospedale di Cosenza, ospedale di Catanzaro, Policlinico di Catanzaro e ospedale metropolitano di Reggio Calabria, è l'unica struttura ad avere i posti letto. E questo è stato verosimilmente un merito della proprietà a mantenere i posti letto nell'oculistica, anche perché ci sono delle patologie
Non sono tantissime, dobbiamo dire, gran parte dell'oculistica si effettua ormai in regime ambulatoriale, però poter avere dei posti letto o avere proprio un reparto vero di oculistica ci può portare a trattare anche alcune patologie più complesse che senza posti letto verrebbero di più difficile gestione. Diciamo, l'oculistica nel tempo è sempre stata molto burocraticamente parlando considerata una branca tra virgolette forse semplice, sminuendo quello che ne è il reale valore, e allora questo ha potuto portare alla perdita di posti letto da parte di tante strutture. La nostra clinica invece ha mantenuto i posti letto che possono essere molto utili nel trattamento di alcune patologie ad elevata intensità, diciamo, terapeutica. Questa attività svolge un vero e proprio ruolo sociale? Sicuramente sì, perché tanto maggiore è l'offerta che si può offrire ai pazienti, tanto più fette di popolazione possono accedere a queste cure, e quindi poter fornire delle cure a grandi strati della popolazione ha sicuramente un grande compito sociale, ed è forse questo probabilmente questa l'attività prioritaria della medicina. Cioè, la medicina nasce per poter essere disponibile in grandi numeri su gran parte della popolazione. Ora, noi ce la mettiamo tutta a poter avere questo risultato. Di pari passo ci stiamo accorgendo di avere sempre maggior fiducia da parte dei pazienti, e indirettamente questo probabilmente porta a una riduzione della migrazione sanitaria. Vogliamo parlare della tecnica, delle tecniche che si usano per intervenire sulla cataratta? Cos'è la cataratta in particolare, per chi non lo sapesse? La cataratta è un'opacizzazione del cristallino. Questa opacizzazione diventa progressiva negli anni finché si arriva a un certo punto che va effettuato l'intervento chirurgico. Negli anni le tecniche chirurgiche sono molto molto sofisticate e sono diventate sempre più mini-invasive, tanto da permettere intanto il non ricovero di questi pazienti, ma anche una ripresa visiva molto veloce. Di pari passo alla tecnica chirurgica c'è stato anche un affinamento dei cosiddetti cristallini artificiali, cioè quei cristallini che vengono impiantati sul paziente in sostituzione del cristallino naturale. Oggi noi possiamo utilizzare questi cristallini anche per compensare i difetti di vista, quindi un intervento che ci porta a far vedere meglio il paziente e a dargli una qualità visiva migliore, abbattendo, riducendo, addirittura in molti casi anche annullando i difetti di vista preesistenti. Dottore, qualsiasi intervento viene preceduto da un check-up, dalla valutazione delle condizioni del paziente per capire quale intervento fa al caso del paziente stesso? Questo è obbligatorio, perché lo studio del paziente è un elemento fondamentale prima di qualunque chirurgia. Ci avvaliamo anche di tecnologie sempre più evolute, perché queste tecnologie sempre più evolute ci portano anche a ridurre di molto i rischi chirurgici e a dare maggiore soddisfazione e gratificazione poi visiva ai nostri pazienti. Sicuramente la tecnologia nel mondo oculistico è molto veloce e in rapida evolutività. È giusto stare dietro all'evoluzione tecnologica, perché questo si traduce poi in avere maggiore qualità esecutiva e maggiore soddisfazione da parte dei pazienti. Sento squillare il telefono, non so se siamo in grado già di ascoltare il nostro telespettatore. Ci proviamo. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama prima di andare in pubblicità? Buonasera, chiedo scusa, io chiamo da Reggio Valencia. Lei chiama da? Come 2 anni fa, mi sente? Sì, la sento. Da Reggio Valencia. Ah, perfetto. Può rivolgere la domanda al dottor Santa Croce. Sì, questo volevo fare. Siccome 2 anni fa io ho avuto l'intervento per distacco di retina. Sì? Mi sente? Sì, la sento. Distacco di retina. Distacco di retina, però è da 2 anni che non vedo nessun miglioramento. Quindi mi devo rassegnare? Allora, nessun miglioramento, dottor Santa Croce, dopo un intervento per distacco di retina dopo 2 anni. Allora, il discorso è questo: il distacco di retina
Mi dispiace per il telespettatore che ha appena chiamato, però è una, diciamo, delle patologie più importanti e più, diciamo, di più elevata gravità nel mondo oculistico. E quando si distacca la retina, noi abbiamo una fase chirurgica che può portare al riaccollamento della retina, quindi anatomicamente parlando l'intervento è da considerarsi un successo se la retina dopo è aderente. Però contemporaneamente, soprattutto in quei pazienti che hanno avuto un distacco di retina della retina centrale, cioè della retina deputata alla visione, meglio nota quale macula, cioè se c'è stato un distacco maculare, immaginiamo che il recupero possa non essere ottimale perché distaccando quell'area nobile della retina, anche il riattaccamento non può andare, potrebbe non andare di pari passo con un miglioramento visivo. Bisognerebbe però anche valutare nel paziente se sono intervenute delle altre condizioni concomitanti al distacco di retina e che emerge oggi qualcos'altro da poter fare per lui che lo possa aiutare a migliorare. Io infatti ho avuto il primo intervento e mi hanno messo la colla di silicone alla retina. Ecco, per esempio, questo paziente, se ha l'olio di silicone, probabilmente se sono già 2 anni che ce l'ha, dopo un anno me l'hanno tolto, però come risultato zero. probabilmente, allora, la procedura chirurgica che ne hanno fatto, diciamo, è giusta. L'olio di silicone serviva nel primo periodo a permettere alla retina di rimanere attaccata, poi è stato successivamente elevato, come è normale che si faccia. Probabilmente il recupero visivo può non essere ottimale perché magari questo paziente ha avuto un sollevamento anche della retina centrale, quindi dell'area nobile visiva, quindi il successivo riaccollamento di quest'area nobile, pur essendo fatto chirurgicamente benissimo, per via del distacco avvenuto prima, può accompagnarsi a un non perfetto recupero visivo. Però, per esempio, non sappiamo se questo paziente ha una cataratta o l'ha avuta già fatta, o se ha una cataratta fatta ma era già una cataratta secondaria, cioè possono essere tanti motivi di non recupero. La cataratta l'ho già fatti 30 anni fa all'occhio, però adesso 2 anni fa ho avuto il distacco di retina. Probabilmente nel suo caso il distacco di retina l'ha portata a un distacco anche, ripeto, dell'area maculare che è l'area nobile, quindi anche se si è bravissimi a riaccollarla, questo di pari passo può non accompagnarsi a un recupero visivo sufficiente o come lei vorrebbe. E noi dobbiamo distinguere il successo chirurgico, che nel caso di un distacco di retina è il riaccollamento della retina. Cioè se questo paziente, come sicuramente avrà, ha avuto la retina riaccollata bene, chirurgicamente parlando è da considerarsi un successo. Se poi il danno sulle cellule visive legato al distacco che c'è stato è stato importante, questo può far sì che il recupero possa non essere buono. Immaginiamoci che ci cade la mano a terra, la riattacchiamo, anche riattaccandola benissimo potrebbe non funzionare come prima. Ho fatto un paragone un pochettino, diciamo, grossolano, ma lo faccio per renderci conto di quello che è successo. Tanto ringraziamo il nostro telespettatore e grazie al dottor Santacroce per la risposta esauriente. Naturalmente servono altri accertamenti per capire se ci sono margini di miglioramento in questa situazione che mi sembra abbastanza complicata, visto che sono... Sicuramente sì, bravo. Certo. È trascorso anche un po' di tempo... Cioè, le cause di non visione nei distacchi possono essere tante. Certo, poi sentendo che sono passati decenni addirittura dagli interventi di cataratta, posso presumere che si tratti di un paziente che è andato avanti con gli anni, quindi situazioni abbastanza complicate. Parleremo di questo e di altro anche nella seconda parte. Volevo soffermarmi, lo faremo col dottor Santacroce, sulla tecnica del cross-linking per la cura del keratocono, l'intervento della cataratta refrattivo, la cura delle maculopatie nel diabete. Insomma, l'oculistica è una branca molto larga che ci presenta patologie che sono altamente invalidanti per la quotidianità del paziente e naturalmente attendiamo
aspettiamo anche le vostre domande, le vostre richieste, i vostri pareri. Ricordiamo che il dottor Nicola Santacroce opera presso la clinica Sacro Cuore di Cosenza, dove è presente questo reparto di oculistica. Abbiamo detto numeri importanti, con 2000 operazioni per la cataratta all'anno, 3000 interventi in generale in oculistica. Clinica convenzionata, la speranza, ma è anche una certezza, è che 2000 persone, 3000 persone sono rimaste in Calabria a curarsi, non sono andate in altre regioni, anzi in qualche caso, come diceva il dottor Santacroce, stanno tornando in Calabria da centri del centro-nord, perché proprio indirizzate verso la Calabria, verso queste sale chirurgiche. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi di nuovo in studio con il dottor Nicola Santacroce per Salute e Prevenzione. A dopo. Ancora buon pomeriggio, benvenuti a Salute e Prevenzione, la seconda parte. Siamo in collegamento Skype col dottor Nicola Santacroce, oculista, chirurgo che opera presso la clinica Sacro Cuore nel reparto di oculistica di questa struttura. Dicevamo prima numeri importanti. Dottor Santacroce, ancora buon pomeriggio. Vogliamo parlare delle novità che riguardano la chirurgia oculistica? Allora, lei prima accennava a una patologia che da noi in Calabria è una patologia molto diffusa, che è il keratocono. Il keratocono non è altro che uno sfiancamento progressivo della cornea. È come che la cornea, che è la parte più anteriore dell'occhio, che è mediamente in forma asferica, inizia ad assumere una forma quasi a punta, con uno sfiancamento progressivo che si accompagna anche a una riduzione dello spessore. Ora, questa è una patologia mediata da base genetica. In Calabria, particolarmente nell'area dell'Ametino e del Catanzarese, è una patologia molto diffusa. Fino a 15 anni fa circa, è una malattia che andava molto spesso inevitabilmente incontro al trapianto di cornea. Oggi, al di là di qualche caso che va ancora incontro al trapianto di cornea, anche se in maniera molto minore rispetto a 15 anni fa, esiste una metodica che porta a un irrobustimento del tessuto che si chiama cross-linking. Il cross-linking in pratica non è altro che un laser che attiva una molecola che si chiama riboflavina. La riboflavina attivata dal laser permette un irrigidimento della struttura corneale con un rinforzo della stessa, portando quindi a un rallentamento dello sfiancamento e in molti casi a una non più possibile progressione. Questo intervento, che si chiama appunto cross-linking, è stato effettuato per la prima volta in Italia nel 2005 all'Università di Siena. Era il giugno-luglio 2005. Noi al Sacro Cuore iniziamo a farlo a settembre del 2005, quindi circa 2 mesi dopo. In questi 15 anni siamo andati incontro a un grande miglioramento tecnologico di questi laser. Attualmente abbiamo noi un ultimo laser nato in gennaio del 2020 che ci permette di fare una forma di cross-linking che si chiama micropulsata con iontoforesi. Quindi un intervento laser che in questa nuova formulazione è diventato anche ripetibile nel tempo, non presenta un decorso post-operatorio molto rapido e ci sta efficacia. Essendo questa una patologia, tra virgolette, molto diffusa e può diventare anche una patologia invalidante, nella nostra clinica effettuiamo questo intervento in regime convenzionato. Io reputo che tutte le patologie che sono gravi e che sono invalidanti debbano essere eseguite in regime convenzionato, anche il cross-linking. Ripeto, con questa nuova metodica, che è ancora più sofisticata delle precedenti, ci sta dando grandi soddisfazioni sui pazienti e in ogni caso sta permettendo una riduzione in termini assoluti anche della necessità di effettuare il trapianto di cornea. Qual è la durata di questi interventi, sia per quanto riguarda la cataratta che il cross-linking per la cura del keratocono? Allora, pensi che il primo cross-linking che noi facevamo 15 anni fa era un cross-link in cui eliminavamo l'epitelio corneale e aveva una durata chirurgica di circa un'ora, con un discomfort dei pazienti che durava circa 3-4 giorni e una ripresa piena delle attività nell'arco di 7-8 giorni.
Pensi che oggi l'evoluzione tecnologica ci ha portato con questa nuova macchina ad avere una durata chirurgica di 12 minuti rispetto ai 60 precedenti, una ripresa del paziente nell'arco di 24-36 ore, un ritorno alla vita normale nell'arco di 48-72 ore, quindi grande passo avanti nella cura del teratoma. L'intervento di cataratta, lei pensi che quando io facevo la specializzazione a Bologna tra il 94 e il 98, gli interventi all'epoca erano effettuati in anestesia locale con una durata tecnica di circa 20-25 minuti. Oggi l'intervento di cataratta ha una durata compresa tra gli 8 e i 15 minuti, un taglio corneale di accesso all'occhio che pensate a quei tempi era di circa 5 mm, oggi si è ridotto a 1,8 mm, una ripresa del paziente molto molto rapida. Attenzione però a non sottovalutare questa chirurgia. È sì vero che l'evoluzione tecnologica è tale che ci permette di avere grandi risultati con tempi di esposizione molto minori, ma è una chirurgia che non va mai sottovalutata, perché tutte le chirurgie possono avere degli inconvenienti e tutte le chirurgie devono essere di perfetta esecuzione, cercando di annullare tutte le componenti ambientali o tecniche o perichirurgia che possono portare a delle problematiche successive. Parlava prima delle metodiche, il femtolaser per esempio, leggo, è una delle ultime metodiche. Allora, il femtolaser è una metodica che è nata nel 2013 e noi già all'epoca, in quegli anni, fecimo circa i primi 200 interventi con il femtolaser proprio al Sacro Cuore. È una metodica laser che permette di fare alcuni step dell'intervento di cataratta in maniera standardizzata, riducendone i tempi e rendendo l'intervento più sicuro. È una metodica sicuramente molto molto evoluta, ma al di là del fermito laser c'è stata anche negli anni una evoluzione delle macchine deputate all'aspirazione del cristallino durante l'intervento, che si chiamano facoemulsificatori. Cioè i facoemulsificatori dell'anno 2020 sono molto molto evoluti e molto più performanti rispetto a quello che avevamo anche 5 anni fa. Questa evoluzione tecnologica si è accompagnata a una riduzione dei rischi chirurgici per il paziente, a una riduzione dei tempi di esposizione, ma attenzione a non sottovalutare mai queste chirurgie. Capita, dicevamo prima, degli esami preliminari che si compiono nella struttura del Sacro Cuore per capire se la compatibilità della tipologia di intervento, della metodica, dell'intervento stesso con le qualità del paziente. Capita spesso di rinvenire patologie proprio attraverso questi esami preliminari, patologie diverse. Allora, lì cosa succede? Qualunque paziente deve essere sottoposto a una chirurgia oculistica, sia che sia una chirurgia della cornea, della cataratta o della retina, per esempio, deve avere, preoperatoriamente parlando, sempre un controllo oculistico a 360 gradi su tutte le componenti dell'occhio. Alcune volte può succedere a alcuni pazienti che pensano di avere la cataratta, in realtà poi visitandoli ci accorgiamo che non hanno mai una cataratta, ma un invecchiamento della retina che si chiama maculopatia. Quindi questi sono stati dei pazienti che erroneamente avrebbero fatto un intervento, invece la causa di non visione era sempre un'altra. Per cui prima di ogni chirurgia, ed è un assioma assoluto dell'oculistica, necessita di uno studio approfondito dell'occhio del paziente, in maniera tale che si incentri la diagnosi, incentrata la diagnosi sulla patologia, si procede poi all'eliminazione di quella patologia. Anche lì negli anni sono venuti fuori determinati strumenti molto innovativi che ci permettono di ridurre molte incognite che avevamo nel passato. Vi faccio un esempio. Quando un paziente si opera di cataratta, preoperatoriamente parlando, si fa un esame che si chiama ecobiometria, che serve a valutare che tipologia di potere deve essere impiantato nel cristallino di quel paziente. Cioè, il cristallino artificiale deve avere un suo potere, che è un numero. Questo numero viene identificato tramite alcuni esami. Voi pensate che 10 anni fa erano degli esami totalmente a contatto con delle sorti di ecografi che ci davano questi numeri.
Oggi esistono invece degli ecobiometri no contact, si chiamano, che tramite dei raggi infrarossi riescono a fare questo lavoro in maniera molto più precisa e accurata rispetto al passato. Quindi questo si accompagnerà successivamente alla scelta di un cristallino perfetto che ci potrà dare anche grande soddisfazione come ripresa e qualità visiva da parte del paziente. Dottor Cioè, Santa Croce. come ho avuto modo di dire anche prima, e forse ci stiamo anche ripetendo sull'argomento, nell'oculistica l'evolutività della diagnostica e della tecnologia si accompagna a un miglioramento del risultato. È compito degli oculisti e delle strutture, come avviene anche da noi al Sacro Cuore, avere sempre un miglioramento e un'innovazione che possono permettere di dare maggiori risultati ai pazienti. Ecco, dottore, nel caso del soggetto che ha scoperto che si era recato in clinica per una presunta cataratta e poi ha scoperto l'altra patologia, probabilmente si è intervenuti in tempo prima che la situazione peggiorasse. Sì, sì, certo, ma ecco perché le indicazioni, diciamo, chirurgiche o le indicazioni terapeutiche devono essere date sempre da un oculista. Diciamo, è l'oculista che deve decidere quello che è il miglior trattamento nei confronti del paziente. È importantissimo la diagnosi, che oggi in oculistica è anche molto aiutata dalle tecnologie esistenti, in maniera tale che si incentri bene il problema e si tenda a risolvere quello che è il problema reale. Abbiamo una telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Buongiorno, ciao, chiamo da Cosenza, sono Francesco. Francesco da Cosenza, può rivolgere la domanda al dottor Santa Croce. Perfetto, grazie. Dottore, io praticamente ho manifestato, a dire il vero, un po' di anni addietro, una sorte, non lo so, è stata chiamata sindrome della mosca volante, c'è una macchia nera all'interno, non lo so tecnicamente se è retina o qualcosa, che praticamente si muove a seconda di come io muovo la pupilla a destra e a sinistra. Sono sottoposto a degli esami piuttosto severi, a dire la verità, che hanno scongiurato qualsiasi patologia seria e praticamente mi sono ritrovato a sentirmi dire di dover convivere con questo fenomeno, non so se è una patologia, come posso definirla. Ho manifestato poi chiaramente, come molto spesso avviene purtroppo per i tempi anche tecnici della sanità pubblica, una sorta di scoraggiamento che mi ha veramente portato alla convivenza con questo problema, che noto che in alcuni momenti è più accentuato, in altri si attenua. Ecco, cosa potrebbe consigliarmi in questo senso? Allora, posso parlare? Prego, prego, dottor Santa Croce. Allora, il problema che riferisce il paziente prende il nome di miodesopsie, cioè lui vede delle mosche mobili, come ha giustamente definito prima, che si muovono nel suo campo visivo. Probabilmente lui li noterà particolarmente contro luce o contro una superficie chiara. Le miodesopsie non sono altro che allora, parliamo un attimo dell'anatomia dell'occhio. L'occhio all'interno è una cavità, chiamiamola vuota, tra virgolette, occupata da una sorta di gelatina che si chiama vitreo. Quindi tra il cristallino e la retina c'è questa sostanza che si chiama vitreo, che è composta da acqua e acido ialuronico. Può succedere che per motivazioni soggettive di pazienti predisposti, per disidratazione della componente acquosa del vitreo, la componente ialuronica precipiti e nel precipitare forma queste sorte di mosche mobili che al paziente danno tanto fastidio. Questo capita a circa il 50% della popolazione. Poi ci sono dei casi invece che hanno delle componenti, diciamo, peggiorative sempre su questo vitreo, quindi o hanno un vitreo totalmente scompaginato, come alcune sindromi tipo scintillante, o succede molto spesso in pazienti che abbiano più di 60 anni che addirittura il vitreo si separa dalla retina e gli galleggia davanti. Allora notano particolarmente un'area che è un'area più densa del vitreo, che era un anello che prima faceva sì che il vitreo rimanesse attaccato al nervo ottico. Allora, questa sintomatologia
che si chiamano in realtà miodesopsie, ma sono legate ad alterazione della normale struttura vitreale, possono essere indirizzate su 3 tipologie di trattamento. Si può tentare un trattamento farmacologico con degli integratori di sali minerali, potassio, eccetera, eccetera, del vitreo, anche di collagene e di acido ialuronico stesso, in maniera tale che si tenti una ricompaginazione del vitreo stesso, associato anche a una attività idratante dell'organismo. In pratica bisogna bere almeno 1,5 litri, 2 d'acqua al giorno. Oppure ci sono dei casi che sono più importanti e si possono trattare con dei laser che effettuano diciamo una sorta di intervento parachirurgico che si chiama vitreolisi. Nei casi ancora più estremi, in cui la vitreolisi non è consigliabile, si può addirittura procedere a una chirurgia che si chiama vitrectomia con l'asportazione dei corpi mobili più importanti. Devo dire che quest'ultima metodica si effettua sempre in maniera, diciamo, si fa come ultima ipotesi, ecco. Si preferisce procedere o con la vitreolisi laser o con un'integrazione del vitreo alimentare. Perfetto, dottore. Non so se è soddisfatto il nostro telespettatore o vuole porre un'altra domanda. No, tutto a posto. Dottore, parlavamo prima dell'intervento di cataratta. Mi vuole parlare dell'intervento di cataratta nel senso refrattivo del termine? Sì, allora, alcune volte, quando operiamo, anzi molto spesso diciamo, i pazienti che avevano un difetto di vista precedente all'intervento di cataratta, con l'intervento di cataratta stesso, impiantando un cristallino idoneo per quel paziente, possono aver annullato il loro difetto di vista. In caso I di miopia... artificiali si dividono in 3 categorie. Ci sono i cosiddetti cristallini artificiali monofocali che ci permettono di annullare i difetti cosiddetti sferici, cioè io sono ipermetrope, io sono miope, con l'impianto di un cristallino monofocale posso annullare la miopia o posso annullare l'ipermetropia. Ci sono dei pazienti però che possono essere miopi e astigmatici, ipermetropi e astigmatici, oppure soltanto astigmatici. Su questi pazienti si può impiantare una tipologia di cristallino che si chiama ioltorica. La ioltorica permette di compensare anche l'astigmatismo. Esistono dei cristallini da ioltorica cosiddetti customizzati che permettono di spingerci a correzione anche di astigmatismi elevatissimi. Esistono poi un'ultima categoria di cristallini che sono i cosiddetti cristallini diffrattivi o a profondità di fuoco. Questi cristallini permettono su pazienti adeguatamente selezionati il compenso sia del difetto di vista da lontano ma anche addirittura da vicino. C'è quella famosa presbiopia che dà tanto sorge dopo i 40 anni. anni. Grazie dottore, telefonata, buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Mi chiamo Antonio. Antonio, da dove chiama? Da Siderno, Reggio Calabria. Reggio Calabria. Può riporgere la domanda al dottor Santacroce? Sì, allora buonasera dottore, quindi io ero sotto cura all'ospedale di Germaneto, dove mi è stato fatto un laser della retina di tutti e 2 occhi, mi è stato operato di un occhio destro, dell'occhio destro di una cataratta della cristallina. Il fatto è che adesso io l'occhio destro si può dire che vedo al 20% e automaticamente il sinistro dicono che ho una cataratta. Io a 50 centimetri non conosco la persona. Da 5 mesi a questa parte mi avevano ordinato degli occhiali e questi occhiali penso che mi hanno rovinato ancora di più la vista. Chiedo scusa, diciamo, non ho capito bene l'inizio. La patologia di base iniziale è il diabete. L'intervento è stato fatto nel 2016 della retina, della cataratta e della cristallina sull'occhio destro, e da 2016 adesso, il giro di 5 mesi, io si può dire che ho perso la vista quasi di tutti e 2 occhi. Chiedeva il dottor Santacroce se c'è una patologia di base, se c'è il diabete. No,
No, non ho diabete, ho 9 stent, quello sì, non ho diabete, non ho colesterolo, prendo soltanto farmaci come cardiopatia. Solo cardiopatia. Allora, purtroppo sento male perché ho un grande rimbombo. Mi pare di aver capito che un paziente che è stato operato di cataratta, all'inizio dell'intervento di cataratta andava bene, poi piano piano nel tempo avrebbe abbassato la vista. Se ho capito bene, male? forse la retina anche. C'è stata un'operazione alla retina? Sì, di tutti e 3 occhi è stato fatto il laser perché hanno detto che avevo un distaccamento delle retine. Anche in questo caso, dottore, c'è il distaccamento della retina? Allora, però ha avuto una rottura retinica laser trattata oppure è stato proprio operato sulla retina? Non ho il laser, al laser, è stato fatto il laser. Allora, lei forse è un miope elevato? Era un miope elevato prima di operarsi di cataratta? Prima mi hanno fatto, dottore, io magari non me ne intendo, ma prima mi hanno fatto il laser alla retina e dopo mi hanno fatto un intervento al un occhio destro che si è bloccato lì in quel 20% e basta, non fa più, oltre non fa più luce, come le posso dire. Allora, ricapitolando, lei ha avuto in un passato, diciamo, recente del laser trattamento su una rottura della retina che le ha scongiurato un distacco di retina, giusto? Sì, sì, Successivamente ha fatto la cataratta, giusto? sì, sì. Dopodiché, piano piano nel tempo, ha abbassato l'acuità visiva, giusto? Sì, il destro proprio come fosse che non c'è. Dove mi ha fatto Allora, la il discorso è cataratta. questo. L'abbassamento della sua acuità visiva può essere determinato o dal fatto che abbia fatto una cataratta secondaria e quindi No. eventualmente si farà del laser per risolverlo, oppure andrebbe valutata la condizione del suo occhio che non abbia delle patologie, diciamo, concomitanti al laser che ha fatto prima e alla cataratta che ha fatto Io dopo, sono tipo, non lo andato, so, una maculopatia. Cioè non è dottore, io normale che sono, si abbassi la vista senza motivo, cioè la vista si abbassa perché c'è un motivo. Quindi va dottore, capito quale motivo le ha fatto io abbassare sono, la vista e se è un motivo migliorabile, operabile o su cui non c'è nulla da fare. Mi spiego meglio. Mettiamo caso che lei abbia una maculopatia atrofica e quella è una maculopatia che va in ogni caso seguita nel tempo cercando di rallentarne il peggioramento. Cioè, quindi andrebbe capita qual è la causa che le crea la non visione e andrebbe aggredita quella causa nel miglior modo possibile, perché essendo che al peggio non c'è mai fine, ci sono delle patologie che se lasciate a sé stante poi sono evolutive in una perdita costante e progressiva. Però si ricordi che nulla avviene per nulla, cioè se c'è un abbassamento della vista c'è sempre un motivo e il motivo va inquadrato in maniera anche rapida, in maniera tale che si cerchi di risolverlo o quantomeno di rallentarlo. Le cause di non visione possono essere almeno 50 nell'oculistica. Va tarata quella che nel suo caso in maniera tale che possa essere aggredita nel miglior modo possibile. Tipo, Bene, lei ha mai fatto un esame che si chiama OCT? non so se il telespettatore è ancora in linea, il dottore chiede se ha fatto un esame che si chiama OCT. Non è più in linea il telespettatore, caso abbastanza difficile, l'ha ricostruito bene il dottore. Abbiamo una telefonata, vediamo di chi si tratta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. La mia domanda è rivolta al conduttore. Guardi, non Quale... rispondo alle domande perché non sono in grado di rispondere a alcuna domanda, non sono io il professionista. La ringrazio e le do l'arrivederci la settimana prossima, visto che chiama ogni puntata. Buon pomeriggio ancora, vediamo se c'è qualche altra telefonata. Niente. Eccola, sta arrivando. Intanto volevo chiudere la trasmissione, che siamo addirittura d'arrivo, anche visto che abbiamo sfiorato l'argomento diabete, la cura delle maculopatie. Ecco, telefonata. Pronto? Buon pomeriggio? Pronto, buonasera. Salve. Io volevo fare una domanda al dottore. Come si ci prenota lì da Sacro Cuore per fare una visita e eventualmente l'intervento di cataratta? Perché mia moglie già 5 anni fa ha fatto l'intervento di cataratta a Cosenza
causato dall'uso di cortisone quotidiano, che ancora uso. Probabilmente dovrà fare anche l'altro occhio, perché almeno così allora avevano detto, ma sono passati 5 anni. Però devo dire una cosa, da quando ha fatto l'intervento, no? Io non so chi avrà sbagliato, quello e quell'altro. Non è mai andata poi bene con la vista, non so se hanno sbagliato il tipo di lente, non lo so, perché poi ci vuole bravura pure dopo il resto, a consigliarti gli occhiali. Mia moglie ha le lenti progressive, l'abbiamo pagato tanto, però non c'è stato un risultato, un granché di risultato. Grazie. Giriamo la domanda al dottor Santa Croce. Allora, mi fa piacere in questo momento che posso fare anche un pochettino il burocrate della nostra clinica e quindi li vedo sempre dietro le vetrate che lo fanno, adesso quasi mi emoziona che lo posso fare anch'io. Allora, per accedere alla clinica del Sacro Cuore basta telefonare alla clinica per prendere un appuntamento se si vuole essere visitati presso il Sacro Cuore, o altrimenti per i pazienti che abbiano già una diagnosi di cataratta con una richiesta di un qualunque oculista che devono essere operati, ovviamente la richiesta deve essere di un oculista che devono essere operati, si possono tranquillamente prenotare presso la clinica del Sacro Cuore. E riguardo la domanda che ha fatto l'ultimo telespettatore, che in realtà possiamo anche riferirci alla domanda del penultimo telespettatore, le cause di non visione dell'oculistica sono tantissime. E l'intervento di cataratta può essere un intervento perfetto, ma se il paziente ha anche delle altre patologie concomitanti, può non avere una gratificazione visiva che magari vorrebbe avere. Oppure magari in qualche caso basta fare un occhiale, una lente più specifica per il paziente e il paziente raggiunge quell'ottimo che vorrebbe. Ricordiamoci però che a qualunque causa di non visione, credo che sia questo il messaggio importante, si accompagna sempre una causa clinica. La causa clinica deve essere scoperta e affrontata, cioè non bisogna aver paura del medico. Cioè il medico, la medicina, la figura del medico, dell'oculista, ma in tutte le altre branche, nasce per curare i pazienti e i pazienti prima sono curati, meno danni o problemi avranno nella loro vita. Perfetto. Grazie, spero che il telespettatore sia soddisfatto. Allora, dicevamo delle maculopatie legate al diabete. Allora, io diciamo, ho compiuto il mio ciclo di studi in Emilia-Romagna, poi finita la specializzazione ho lavorato anche lì i primi anni, poi sono rientrato in Calabria. La cosa che mi colpì particolarmente in Calabria era l'elevatissimo numero di cheratoconi di cui abbiamo parlato prima, ma anche l'elevatissimo numero di pazienti diabetici. Ora, il diabete per l'occhio è una malattia terribile. Tutti gli studi più moderni evidenziano che quando il diabete viene curato da subito, difficilmente dà danni sulla vista. Quando, come molto spesso accade, nei primi anni di diagnosi il paziente tende a non curare bene il diabete, questi sono pazienti che inevitabilmente nel futuro avranno problematiche oculistiche. Quindi chiunque diabetico ricordi bene che la cura del diabete deve essere eseguita in maniera perfetta dal primo secondo della diagnosi. Purtroppo il diabete crea sull'occhio due potenziali complicanze che sono la prima, l'ischemizzazione della retina. L'ischemizzazione della retina si cura attraverso il laser, cioè il laser che chiude l'ischemia retinica. Un'altra danno che effettua il diabete sull'occhio è l'edema maculare, cioè l'edema maculare è un edema dell'area visiva per eccellenza dell'occhio che si chiama macula, che diventa edematosa a causa della subfluorosi cronica che crea sull'occhio il diabete. Dottore, la interrompo un attimo perché c'è una telefonata, vediamo se riusciamo in 2 minuti a sentirla e a rispondere. Buon pomeriggio. Buonasera. Sì. Da dove chiama e può porre la domanda al dottor Santa Croce? Chiamo da Solgiano Siva. Sì. Volevo fare una domanda al dottore. Prego. Da parecchi mesi ho una macchia nera davanti agli occhi che si sposta. È come se fosse un piccolo moscerino, diciamo.
Sì, ha fatto qualche esame, qualcosa, ha altre patologie? No, non ho fatto niente perché poi c'è stato col fatto del Covid, non siamo andati giustamente il da nessuna lockdown parte, ha bloccato tutti con le proprie mosche volanti davanti, perché abbiamo sentito poco fa, lei lo chiama Moscerino, il primo telespettatore mosca, ma siamo questioni di dimensioni, ma il problema potrebbe essere quello, dottore? Allora, probabilmente anche in questo caso parliamo di una problematica sul vitreo, però il paziente, diciamo, di 4 telefonate fa era un paziente che era stato giustamente controllato e si era appurato che non aveva danni sulla retina. La signora dovrebbe essere controllata perché sì, è vero che sembra essere una patologia vitreale, però bisogna avere la certezza che non ci sia nessun danno sulla retina. Quindi, essendo che adesso, diciamo, le strutture lavorano quasi a regime pieno nel post-Covid, è probabilmente preferibile che la signora venga controllata per escludere che non ci sia una patologia retinica. Se, come io immagino, rimane ad essere una patologia del vitreo, si curerà nel modo in cui abbiamo detto poco fa. Grazie alla nostra telespettatrice che quindi dovrà consultare il proprio medico e poi decidere la strada da seguire. Grazie al dottor Nicola Santacroce, è stato veramente esauriente in questa ora trascorsa insieme. Abbiamo dato risposte ai nostri telespettatori, abbiamo parlato della chirurgia oculistica, delle novità, in particolare del trattamento della cataratta attraverso la chirurgia non invasiva del laser. L'appuntamento con Salute e Prevenzione è fra 7 giorni. Arrivederci. Arrivederci, grazie.